Sì, sì, ma mi avete dice anche e dopo... Io mi ricordo che da anni, da sempre, in questa latteria si è lavorato tanto latte, addirittura 11 quintali al giorno, quindi ce n'erano. E allora eravamo in 600-700, quindi ogni casa aveva la sua stalla, ogni famiglia, perché si viveva tanto con i prodotti della latteria, i tè, altro di che. E poi si aveva, siccome allora non era gasolio, non era benzina, si faceva tutto a legna. Che ogni quintale di latte che si portava, c'era dentro, là, c'è una misura che si portava le legna. E con le legna si faceva tutto. Si scaldava l'acqua, si faceva il formaggio, poi c'era la zanca che per il burro, perché l'affioramento veniva portato via, non tutto, ma una buona parte che si faceva poi il burro. Sì, allora partiamo da lui che è stato il promotore di questa latteria. Un prete? Sì, allora prima facevano in casa ognuno, poi lui quando è venuto qua, dove c'è la mostra, c'era l'asilo. E lì ha fatto la prima latteria sociale, che io ho il libro anche, lo statuto praticamente di come avevano le cose sistemate. Dopo non c'era abbastanza posto, hanno optato per questo, perché qua c'era un terreno sempre del sacerdote che lui ha dato. E hanno fatto questa latteria. Non era alta così, è stata in una seconda... che mi ricordo anch'io che è stata alzata su perché serviva per fare anche dare l'alloggio al casaro, che prima doveva andare avanti e indietro, e poi aveva la famiglia ed è venuta ad abitare sopra. Qua si andava soltanto in soffitta allora, e siccome non avevano un servizio soltanto fuori, hanno fatto un piccolo servizio. Giù la cantina, dove si portava il formaggio in salina, perché prima veniva messo nell'acqua salata e poi tante ore, poi lo mettevano su sulle tavole per asciugarle e prepararle, insomma, per la distribuzione. Ecco, questa prima non era questa zanca, era una zanca grandissima che funzionava con le ruote sopra. Poi la modernità è arrivata così con l'elettricità, no? Questa è dove si scaldava l'acqua per lavare. Vedi l'incrostatura ancora. Questa è la caldaia grande, quando c'erano 11 quintali, in pieno inverno era proprio lì, a filo. Invece là, durante l'estate, che c'erano buche anche a casa, era quello che facevamo poco, insomma, perché altrimenti questo si bruciava, si rovinava. Sì, non si può con poco latte far fuoco sotto, perché allora si brucia la caldaia. Questi sono gli stampi. Una volta qua c'era una fila di pesi che pesavano proprio. Questo è stato moderno, ma allora non era, tiravano una corda, scendeva giù. Questo è il peso che il casaro, sì, diversi casari comunque ho visto io qua. L'ultimo è stato un certo Costini Scelso, che ha fatto tanti anni. Poi è venuto uno da Moccio, e con quello poi, perché portava il latte anche lui che aveva le mucche,
e veniva lavorato qua, anche lui con anni. E beh, certo che partecipavano, perché bisognava il giorno dopo, quando si aveva accumulato tot di quintali, aspettava una giornata di servizio. E quindi la gente doveva collaborare. Poi facevano per la pesa del latte, quando si doveva fare per una settimana durante il ciclo dell'apertura da una stagione all'altra. Venivano, cioè mettevano sette persone che si doveva vedere il latte, buttarlo giù e stare attenti come era il latte, se era bene, se c'era qualcosa che non andava, allora si fermava, si faceva tornare indietro questo latte. E Dio, bisognava. Veniva preso il latte e messo. Qua c'era l'acqua, si faceva entrare l'acqua e si mettevano il latte dentro così, perché doveva stare in fresco, durante in particolare dell'estate. L'inverno non occorreva, ma durante l'estate era necessario per tenere, perché non andasse di male. Poi anche l'acqua, quando venivano i tuoni, perché non vibrasse, teneva, era qualcosa anche quella che serviva. Facevo il pane, ma il pane di mais si comprava, non so come chiamarlo adesso. Non l'avena, comunque c'erano due ingredienti che si metteva e si faceva il pane, il forno, si cuoceva sul forno. Facevano delle pagnotte grandi così. Pane di sorgo. Si metteva il mais e l'avena. Si mischiava insieme un po' di sale, l'acqua che correva e si faceva cuocere il pane. E allora, questo lo chiamiamo il buvinci. Ah sì. Si andava alla fonte a prendere l'acqua sia per la famiglia che per avvelenare le mucche. Siccome che così pesavano, invece con quel buvinci lì si portava sulla spalla e andava molto meglio. Sì. Sì. E poi era usato per tante altre cose il buvinci comunque. Grazie mille, grazie Clara. E di niente, insomma, mi ha fatto piacere anche a me, perché sempre la nostra latteria, il peccato, può capitare che possa di nuovo servire, che non si sa nel mondo. È vero o no? Sì. A me non ci sono documentazioni.